Ma buonasera a tutti amici, da Napuriello 87. Buonasera, buonasera. Qui per Juve Napoli. Non so. Vediamo. No, non so. Vediamo. Una classica del calcio italiano per rivalità ma anche per qualità tecnica. Vai Napoli, va! Vai! Va. No. Scusa, non ne ho la minima intenzione. Vai Napoli, va! Va. Ero vai, ma dove vai? Ah. Cambia poco. Sì. Vediamo un po'. Forse non era la miglior cosa da fare subito così. Vediamo, però... questa cosa. Speriamo. Va! Dio buono. Dio buono. Allora. Che fanno della loro rivalità, della loro storia, un punto di forza e un lato allora non c'è nessuno. Arriveranno. Un McTominay titolare, lo dicevo. La prima volta titolare, vero? Sì, abbiamo preso dopo. Fine mercato, so quando l'abbiamo preso. Gilmour, come si chiama? Neres mi sembra in banchina. Neres non è mai partito titolare fino a me. Chi è? Neres. No, è infatti in banchina, mi sa pure lui. Non so. È l'unico in McTominay, diciamo. Neres, Marin proprio non l'ha mai giocato. L'abbiamo preso ma non l'ha mai giocato. Sono quei misteri che fa il Napoli. Poi, è lui. Misteri. Che li compra e poi non li fa giocare. Buonasera Riccardo, forza Napoli. Buonasera. Buonasera. Ovviamente con ulteriore ispirazione. Ragazzi, vi invito come sempre a lasciare like e condividere la live con i vostri amici e più va. Iscrizione al canale se non siete iscritti. E più siamo, più ci divertiamo. In descrizione c'ho PayPal se volete offrire un caffeino. Un caffè, un tazzolelle caffè. Vai Napoli! Vedi, te non sembra vecchio, non Napoli, io tengo che non. Guarda che bello. Vediamo che stanno entrando in campo. Mamma mia! Ma cimbala con la multadella! Gesù Cristo. Verim. E pubblicità ce la mettere così, se no fanno sigarette ci bannano. No, veramente ti bannano. La pubblicità la bannano perché fanno la musichetta strana. Non è proprio la pubblicità che ti bannano al massimo, è per la partita, però no, è per la pubblicità. Come no? A te t'hanno bannato i cervelli. Figurati a te, Madonna Gesù. Vediamo. Dobbiamo vincere. Magari. Infatti, ma almeno inizia prima di partire con Gori. Era entrambi pazzamala. No. Che è questo? Ma che stai parlando di nuove strane? Eccoci qua, vediamo, dai raga. Forza che non è facile. Conta? Ma non ho visto se è stato rischiato, no? Ma di sicuro, ma secondo te non l'hanno sì, giochiamo con il 4-3-3, torniamo alla nostra formazione. Paolo! Buonasera Paolo. Un limone deve mangiare. Vediamo chi si mangia il limone quest'anno. Già si deve mangiare quello di Raspadori vecchio. Vabbè. Due insieme è meglio. Allora, la Juve con in porta di Gregorio, 4 difensori, Savona, Calulu, Bremer e Cambiasso.
in mediano Locatelli e McKennie, tridente dietro Vlahovic, Nico Gonzalez, Coppa Mainers e Ildiz, Vlahovic prima punta. La Juve gioca con il 4-2-3-1, che era la formazione del Napoli fino ad ora. Poi il Napoli oggi cambia invece, gioca con il 4-3-3. Scatti. Non lo so, c'è la connessione. Oddio, non so se è una via la sua, però di questo non si può fare. Cioè 4-3-3. Potrei uscire io, per esempio. Torniamo alla nostra formazione di sempre, perché il Napoli ha sempre giocato con il 4-3-3. Torniamo ai vecchi santi. Ecco Conte che giocavamo come la Juve, col 4-2-3-1. Buonasera Michael. Buonasera Michael. Buongiorno Napoli, buongiorno, buonasera. Vabbè, buongiorno, buonasera, va sempre tutto da quanto tempo? Tutto a posto. Un saluto anche alla tua consorte. Ciao e forza Napoli. Lasciate like ragazzi, tutti quanti, pure i compagni. Ecco il Napoli. Meretti in porta, difesa a 4, Di Lorenzo, buongiorno Rachmani e Olivera. Centrocampo con Anghissà, Lobotka e il nuovo innesto McTominay. Tridente con Politano, Kvaratskhelia sulle esterni e Lukaku prima. Lucacone. Vai Napoli! Gesù Cristo. Babbo. Buona cusia. Vediamo. Inno. E dimmi l'amore. No, minuto di silenzio. Per me. Per Totò Schillaci, il minuto di silenzio. 59 anni. È morto con la malattia leucemia. No, l'osso sacro, leucemia. La stessa che ha avuto penso. No. Quindi, esattamente. Yeah! Non è una novità. Yeah! Sì, nel minuto di silenzio fa yeah proprio. Vediamo. Mi ricordo di Schillaci, per riguardare tutti ovviamente, quello che ha saputo regalare con la nazionale è sicuro, tra l'altro, sempre nel 1936 gol fra il 1989 e il 1992, e 15 gol di quella stagione. Vediamo. Nel gruppo degli azzurri, poi ricadiarsi il ruolo. Lukaku tocca il primo pallone. Senti là, già ci stanno strinando da pochi cuori. Sensibilizzazione. Beh, certo, vedrai. Ce la possiamo fare. Purtroppo Riccardo, c'è gente che muore a 59 anni, gente che muore da piccina, 2, 10 anni, 10 anni, di tutto, c'è la morte di tutti, Ogni età. Quando ti chiama, non c'è stato. Quando il momento arriva, via, iniziata su. Dispiace per lui come dispiace anche per tanti altri, ma è la vita. Oh mamma mia, già questi passaggini dietro però ragazzi. Vai. Calcetto d'oro. Ci leggo. Caschetto d'oro. Come chiamato Nino D'Angelo. Se l'avevi un po' più lunghi. Che sta roba. Che è la parte? Sono giusto a me tu. Rachmani. Passala buongiorno, è libero un po'. Vado a messa. Anch'essa con chi li cava lui. Bello, vai Lukaku, vai! Con quelle spinte, madonna, grande e grosso. Poi c'è Bremer che è un anche lui è grosso, però. A te piace Politano, no? Sì, sempre piaciuto. Perché ora potrebbe giocare Neres, potrebbe essere titolare Neres con il tempo. Vediamo. No, per ora quando sta scegliendo un giocatore Madonna, dai, che sta giocando non arretriamo troppo subito. Vai. È Olivera che non sta convincendo, lo sta facendo giocare a me. Perché non ti piace tanto? Ma perché secondo me lo sai perché ha messo lui? Perché lui è più attento in fase difensiva che a spingere, ha voluto più copertura dietro.
Sì, infatti sì, la sì, difesa sì. a 4, non a 3. Con la Juve No, infatti pare che serva perché sì, siamo più prima... veri. Sì, dai, siamo più efficaci. dai, vediamo se rimontiamo subito. No, niente, tornate indietro. Vabbè. Ah! Madonna Gesù. Ma la telecamera è pulita? No, C'è? no. Una partita speciale per lui, capitano del Toro oggi si riproporrà al vecchio duello con Vlahovic. Forza, su Kvara. Dai, Kvara. Non molla, No, Kvara non molla manco un briciolo. Vita, non alza troppo. No. No, mi dà fastidio. Dio buono. Ragazzi, se questo è... Vai, Passerone. Dai, Lorenzo. Vai, Lorenzo. Dai, Lorenzo. Niente. Madonna, giù, ora si inizia, sto avanti e indietro, però... Beh, sempre 3 minuti soli, però... Vai. C'è mai detto. Era disegnato il Napoli col 4-3-1-2. Quella maglietta che è un 4-2-3-1. No, è rossa. 4-2-3-1. A me mi sembra rossa. La scritta blu scuro. È libero l'Oliveira. No, infatti non... No, che è di Lorenzo, Dai. C'è McTominay vicino. No, ma è troppo chiuso. Carcellone. Niente. Primo carcellone. No. Sì. È rimasta dentro. Non è uscita. Vai, dopo. Dai. No. Bella è chiusa. No, siamo socchiusi. Dove tirano? Completamente chiusi. Lukaku gli dà uno spintone buono con la spalla. Questo è un altro gran duello, ma Napoli che è partito qui a Torino con grande personalità. Siamo molto punti. Giocare tra le linee e andare a puntare poi il cross di destro lungo sul secondo palo. E agghiaggiante. No. Come si fa? Trallallero, trallallà. Andiamo su, maronne. Vediamo. Appoggio verso Locatelli, giro palla di Cambiaso, giro verso Bremer, adesso Calulu. Si fa vedere... Ma te, guardi la partita o fai l'idiota? Ma insomma. Si prende qualche metro sulla pressione di Lukaku. Appunto. Non lo so. Sei te che fai cose con quei piedi. No. Ma per ora la partita è un po' così sterile. Ma secondo te il risultato? Io penso 1-1. Sì. Difficile da dirsi ancora. No, però l'1-1 ci sta. Come ci sta anche in 0-0 se dovesse essere. No, secondo me qualche gol lo fanno. Io dico 1-1. Secondo me qualche gol lo fanno. 1-1 Lukaku e Vlahovic. Per noi Lukaku è per loro Vlahovic. Dai. Per te vuoi 1-1? Sì. Lascio pure a te 1-1. O un 2-1. Speriamo per noi. Così come l'ha fatto Lukaku prima, due palloni non precisi. Per ora niente di... Vabbè, siamo a 6 minuti. Niente di rilevante. Sì, Anche già messo, già preparato. Non l'avevi messo.
Perché lo metto quando inizia la partita. Dai, Kvara, dai. Che te berci così a caso? La testa che se ne va. Oh, il pallone non esce. Non vuole uscire stasera. Eccolo. E da indicazione. Di grande qualità, insomma, è giusto che ci sia, no? Assolutamente, di grande qualità, di struttura, forza fisica, esperienza internazionale, per cui sicuramente un valore per questo Napoli. Stesso Juve con però per ora appunto una partita un po' ferma. Non l'ho condiviso. Pazienza, altro scambio della zona di Bremer, è andato Prova. avanti, occhio all'iniziativa da parte di c'era Kuzmejac in posizione più centrale, Di Lorenzo in pressione, l'appoggio di Campagna, Zindes che può provare a sfondare, una possibile da parte di Antissa. Bravo Anghissa. Vediamo chi è l'ultimo tocco, la rimessa laterale è del Napoli, secondo l'assistente. Abbiamo detto tanti duelli, è giusto per Ildiz, al di là del fatto che poi non è riuscito a mettere la qualità sua in questo 1 contro 1, ma a puntare l'avversario. Il 1 contro 1, una partita così bloccata anche tatticamente diventa fondamentale per cercare di scardinare appunto le difese avversarie. Uno fianco all'altro, chissà, e Domenica, entrambi oggi festeggiano una 100ª in Serie A, per qualità, col Napoli considerato. Già 200 col Napoli, Politano. Maron. Considerando tutte le competizioni, però già 200. Il tempo passa. Tempo passa, ragazzi. Passano le ore. E passano le ore. Però qui passano le ore, passano i minuti, però qua non si fa niente per ora, raga. Dai, su. Sì, però per ora c'è un po'... bloccate. Vediamo. Sì, in questa fase un po' la Juve sta prendendo il predominio, però noi ci chiudiamo bene, quando andiamo noi avanti loro si chiudono bene. Per ora un po'... Perché, attenzione, hai la cross in mezzo, bravo McTominay. Sì, perché stiamo chiudendo bene noi e chiudono bene loro, e quindi a centrocampo non c'è molta partita, è tutto da un lato. Ma ce la passa loro. Anche questa ritornando Lukaku. Sì, per ora è una partita un po' noiosa, un po' bloccata. Stanno trovando le misure, si stanno studiando un po'. Che il Napoli è compatto. No, ma appunto perché noi ci chiudiamo bene dietro. Quando andiamo avanti noi, loro si chiudono bene dietro. Brutta! Meno male non c'era nessuno. Brutto. Non è riuscito nessuno a toccarlo. Tirone da fuori. Bello lungo da fuori. Però era alto, un po' troppo alto. Sì. Per fortuna nostra. È andata fuori direttamente. Se c'era Cristiano Ronaldo o capace per i fan Lukaku sbloccherà la partita col 28%. E Vlahovic lo segue però stretto giro a 27. No, era Vlahovic, Kvara era al 21. E 17 indizi. Vediamo, magari lo sbloccasse Lukakone. Così. Adesso che se ne va. Che? Adesso tu. Poi adesso che se ne va, cioè, che sta da fare? Maronne. Vabbè, Maronne. Allora, dai, vediamo di salire un po' adesso con queste azioni, perché così, ragazzi, non si può. Non si può proprio. In centro, no, è un tiro in porto, prima è un tiro in porto. No. Se è così tutta la partita deve far scendere il pallone. Vai, Pisolino. E sono via dalla palla, vai.
Dai Kvara, raddoppiato subito, palla rimessa. No, rimessa. Non ci stava il tocco di lui. Mi pare di sì. Dai. Oliveira. Raspadori ogni volta che gioca con la Juve sempre. Bel cambio. A un certo punto, magari tra un pochetto. Ora inizia la partita. Tra un pochetto, infatti ho detto, oh, mica mo. La fine partita, 20 minuti dalla partita. E prima. Una mezz'ora. Se non viene sbloccato, però. Luca, ma oggi intendo qua, Luca, oggi non riesce a più. Piedi bucati. Cioè, Bremer è bravo a contenerlo, qui a farlo sbagliare i stop. Piedi bucati. La Juve sta giocando con un po' di giovani, Ildiz è giovane, sembra su 20 anni. Lo stesso Savona. Thiago Motta ha rilanciato un po' di giovani. È quello che mi piace di Thiago Motta, è un po' come Sarri. Aia, ridagli sti cross da fuori e due. Ma perché cercano Vlahovic? Beh sì, perché siamo ben chiusi, è l'unica cosa che è gli un resta po' come da noi fare. cerchiamo la sponda a Lukaku che tiene palle e fa sì. risalire. Siamo abbastanza speculari. Loro cercano i cross in mezzo a Vlahovic e noi cerchiamo a Lukaku, che Lukaku ti protegge palo con quel fisione e fa salire. Te da una spallata ti manda a 100 metri di distanza. È come quando hanno fatto petto e petto. Sì, certo, l'hanno toccata bene. Fecero petto certo, e petto, lui grande e grosso l'ha toccata, ha fatto quando fece con Lukaku, fecero petto e petto lui e Neres rimbalzò. Sì, l'ha visto? Ho visto, mi ha fatto lì. È grosso. Vai, buongiorno. A me non mi sembra rossa la maglia. A me sì. Oh, e che ti devo dire? Rosa. La fucsia è rosa. No, tra fucsia e rosso e bordeaux. Rosso e rosa, una via di mezzo che colore è? Più o meno. Un rosso chiaro. Non è un fucsia. No, quella è scura. No, il fucsia è più verso il viola. Mi sa è quello. No, non è più sul bordeaux. Ciao. Dai raga, però cioè, così non si può fare, una partita intera. Pure Juve Napoli dovrebbe essere la partita delle partite in Serie A. Ma proprio per quello stanno tutti chiusi, hanno paura tutte e due le squadre di sbilanciarsi. Mamma mia, siamo tutti nella nostra metà campo, tutti chiusi, tutti pallati. Va. Oh, vediamo. No. In area. Grande Rachmani. Ma fuori un ce n'è calcione su preso la punizione. Penso proprio di sì. Ma anche penso che abbia un po' esagerato. No, beh, gli ha dato un bel calcio nel sedere. Posso riprendere il pallone? Proprio un bel calcione nel sedere si è beccato. No, proprio sotto il sedere. Bel calcione. Voleva prendere il pallone, ha preso il pallone. Perché si è messa là. Sì. Bel calcione nel sedere. Nell'armadione. Anche Anghissà è più piccino di lui, prendi conto che Anghissà c'è un fisico. Però, come al solito, per ora possesso palla, secondo me, ampiamente a favore della Juve, ragazzi. Vabbè, giocando in casa, se non me l'aspettavo che la Juve aveva la reazione. Ma il possesso palla non ci costa un cacchio per giocare in casa, proprio niente. Non è che noi si lascia sempre il possesso palla fuori. Ma la Juve è cambiata, non è più la Juve di America. Sì, sì, ma non c'entra niente con quello che stavo a dire io. Comunque va bene uguale. Che la Juve la gestisce, non è più come una volta che aspetta dietro. Ma io non ho mai detto quello. Io stavo parlando del fatto che siamo noi in genere che ora abbiamo sempre poco possesso palla. Ma sì, è un po' anche il gioco di fondo. Basta far gol. Se fai gol, allora va bene. L'importante è vincere, sì, poi anche giocando male a me non me ne fotte. L'importante è vincere le partite, sono i 3 punti che contano.
è quelli che fanno classifiche, danno morale, tra l'altro. Dai. Bello. Vai, Luca. No, Lukaku però te si è dormito là, No, via. Lukaku ci si è addormentato. Lì è sbagliato. No. Doveva provarci anche McTominay, che era da lì, doveva provarci a tirare. Non lo so, non aveva proprio lo spazio. Perché c'era un difensore in chiusura. Sai, a volte tiri anche le deviazioni possono creare problemi. Si vede comunque McTominay che è alto, guarda lì. 1,90. Sono alti ma sono lenti, l'unica punta veloce, l'unico attacco veloce del Kvara, che loro... Sì, che non è nemmeno il massimo della velocità, perché a volte è così tecnico che rallentano veloce, non è proprio... Politano è quello veloce, Politano, non è però... più veloce Kvara. No. Più tecnico. Sì, c'è ma è anche la anche più velocità, veloce. più tecnico. Quando parte. Poi se si trovano davanti, ovvio che lo deve saltare, quindi ci vuole il tempo, però secondo me è più tecnico. Nel frattempo recupera Sì, però per ora conclusioni in porta pericolose né della Juve né del nostro. Dai, no, niente. Siamo al 18esimo ancora 0. Mamma mia, no, più che altro proprio poche occasioni. Tutte le occasioni migliori ce l'ha avute la Juve, quelle poche schifose che ha avuto, ma ce l'hanno avute loro. Diciamo che ha buttato più di noi la palla in aria. Quello intendevo. E per fortuna nostra non è mai arrivata un attaccante. No, non sono mai state buone occasioni, però loro sono più propositivi. Con la manina? La sfiorata. Non so. Ma secondo me no. No. Era fuori gioco. Era fuori gioco. Vedi che è rosso. È un rosso carnivoro. Vai, Politano, vai, eccetera. Ma qualcuno vicino no? Tappano bene i bui, come si tappano bene noi, si tappa tutti quanti e la partita è noiosa. La Juve è pericolosa quando butta i palloni in aria perché c'è quei rimbalzi in difesa. Per ora e poi non è che chiudiamo proprio splendidamente. Tutte noi per ora, ma la paura mia è capito che qualche pallone poi arriva all'attaccante in aria. Noi invece ci vogliamo arrivare con la palla ai piedi, loro crossano da fuori, mentre noi ci vogliamo entrare dentro come sta cercando di fare Napolitano e ci rimbalzano. Ma ora stanno crossando. Sì, ma loro rincrossano da quasi, non da metà campo, però diciamo dalla tre quarti, crossano dentro. Noi si vuole arrivare praticamente all'area, al limite dell'area, sì, ero io con le gambe. È complicato. Mamma Gesù, mamma mia, forza. Siamo a metà del primo tempo. Forse su calci piazzati. Vai, chi è? Sul calcio Politano. Niente. Mamma mia, però. La Juve esce bene. Bravo Lobotka. Bravo Lobotka, bravo. Però meno male è tornato indietro. Bravo McTominay. Bravo McTominay, l'ha recuperata lui. Ma Kvara l'ha sbilanciato, capito? Però gli era rimasta lì. Sì, però a quel tanto che ha fatto arrivato, vedi? L'altro giocatore. Molto attento alla distanza con il gioco era avvicinato. In poche parole per lo stile di gioco. Sì, no, infatti noi vogliamo entrare dentro con la palla sui piedi mentre loro provano a crossare dalla tre quarti. Però le migliori occasioni per ora hanno avuto loro facendo, cioè le migliori occasioni, insomma, quel poco che sono riusciti a fare. Non ci sono stati. No, però sono stati più pericolosi di noi, c'è niente da dire. Diciamo che sono pericolosi nelle palle che mettono in aria. Quello sto di vedi. Perché come arrivano nell'aria? Loro ci arrivano col pallone nell'aria.
noi non riusciamo a entrare col pallone in area perché loro sono tutti belli bloccati. Ma è quello che ti sto a dire, loro sono stati più pericolosi di noi. Anche perché sul possesso palla loro sono più veloci di noi. Noi siamo lenti. Sì, ti ripeto, attaccanti nostri poi siamo un po' più lenti. Se te fai il possesso palla veloce, trovi anche la difesa un po' aperta, è normale. Angolo per la Juve, vediamo. Mamma. Mamma, l'hai messo dentro. Sì, perché noi non siamo così precisi a difendere. Però per fortuna ora dai Politano. La fortuna nostra è che quest'anno rispetto agli altri anni abbiamo tanti giocatori alti, capito? Sì, però sono lenti. Dico quando loro mettono i cross in area. Sì, ma noi non arriviamo manco a mettere cross perché vogliamo entrare con la palla al piede dentro, non li facciamo i cross da fuori area. No, ma io nel senso dicevo a Liberasa, siamo più bravi perché abbiamo giocatori che difendono, che sono alti. C'è McTominay, c'è livello difensivo. Ce ne abbiamo tanti alti quest'anno, pure Buongiorno, lo stesso Rachmani, poi ce ne sono tanti. Mentre gli altri anni avevamo i Nanerottoli pure avanti, capito? Quest'anno c'erano tutti belli alti, pure McTominay non ce l'ho visto, è bello alto. Mentre prima c'avevi Zielinski che non era alto come McTominay, però faceva più gioco. Sì, quello sì, aveva più tecnica. Guadagni da un lato, perdi dall'altro. Aspetta, perché comunque anche lui c'ha tante doti, è forte. Ma io non mi ho detto che non è forte. Ma io mica ho detto che non è forte. Certamente a livello di qualità e di tecnica Conte è cavolato come una bestia. Conte già lì che bercia. Per forza, dai, siamo a metà del primo tempo, una noia mortale. Si è riuscito a fare niente. Mamma Gesù. Sì, ma non è proprio il massimo. No, proprio per niente. Mi aspettavo di più. Poi ma in realtà in genere sempre punto. Poi si poteva essere così perché hanno paura entrambe di... Secondo me si sblocca verso l'ultima metà del secondo tempo. Alla mezz'ora del secondo tempo? Verso l'ultima metà. Secondo me prima, ora staremo tutti bloccati, poi verso la fine se vuol vincere l'uno all'altra e lì succederà il patatrac. Bestiale crollo di Vlahovic. Ah beh sì, Vlahovic non è più quello che era. Proprio... Vabbè, no, secondo me... Sì, no. Sì, non è quello di Firenze. Di Firenze è proprio porca miseria. Ma tutti i giocatori, gli attaccanti forti vanno alla Juve e poi si stengono in genere. Allora, la Fiorentina diciamo che ci ha fatto un po' di affari con la Juventus con i giocatori. Però anche Chiesa non era... Cioè, i primi anni è stato quello di Firenze. Poi dopo è scomparso pure lui. Ma i primi anni, ma forse il primo anno. Basta. Anche lui con Higuain alla Juve. Sì, è stato bravo il primo anno, poi dopo è scomparso pure lui. Milik pure alla Juve non ha fatto niente. No. Cioè, poi sento dire che paragonare Higuain della Juve a quello del Napoli. Mamma mia. Perché... Due persone completamente diverse. Perché il Massimo l'ha fatto proprio a Napoli. C'è l'esplosione totale di Higuain è stata poi 36 gol poi il massimo che poteva fare. Poi si girava in un fazzoletto, faceva gol da ogni posizione quel Napoli. Il gol che fece quando eravamo al Maradona, che si girò in un fazzoletto con l'Arsenal nell'angolino, mezzo al 2-3 la partita maledetta. Vedi, loro fanno le cross dalla tre quarti e buttano dentro e c'hanno poi l'attaccante davanti alla porta che ci prova. Ma loro fanno il cross dalla tre quarti. Sì, ma c'hanno l'attaccante del centrocampista che si inserisce. Sì, loro hanno l'attaccante dentro e poi fanno il cross dalla tre quarti e noi così non lo si fa. C'è niente da fare, noi si arriva avanti, si vuole arrivare dentro la palla al piede e non ce la si fa. Loro è già 3 o 4 volte con cross dalla tre quarti ci arriva davanti alla porta. Ma la Juve è piazzata bene, ma poi noi siamo troppo lenti. Siamo troppo prevedibili. Siamo lenti, gli attaccanti non fanno a tempo a entrare in area perché i centrocampisti arrivano già avanti e non c'hanno nessuno con cross. Siamo un po' prevedibili, non siamo ben piazzati. Non c'è niente da fare. Ci muoviamo un po' come se la Juve sa cosa facciamo. Ecco, Marino non gioca mai, è un mistero. Sta là.
No, lo vedete conto in allenamento, sto affascinando qua in allenamento. Spero un domani di vederlo giocare, perché a me vedi queste statistiche mi fanno paura, tipo che Vlahovic insegna 3 partite, pochi a partita. Sì, ma anche perché noi siamo proprio sempre, quando c'è uno che non insegna 2 anni, arriva noi. Vedi, ma loro da lontano hanno, cioè, di nuovo, loro sono stati un po' più pericolosi in area, e noi non si fa. Ma quando c'hai le difese chiuse, se non fai abbiamo così... visto che qualche problemino ci ha dato, si rimbalza, visto? Un po' ci stava stava quasi per arrivare all'attivazione di me, guarda McTominay che ha giocato in mezzo al chiuso. Bello! Dai a Lucacone, niente, è troppo lunga. Bremer sta tenendo benissimo, Bremer sta facendo un battitore, non l'ha fatto prendere palo, c'è da dire questa cosa. Dicevo riguardo alla Juve che arriva bene sotto là perché c'ha gli inserimenti di tutti quanti. Appunto. A differenza nostra, che non accompagniamo bene la è quello che sto dicendo anch'io. Rilanci lunghi, poi cross da 3/4 e c'hanno già gli attaccanti piazzati davanti alla porta. Bello, vai McTominay, vai. Questa è una pezza brutta. Tira. Dai! Lukaku qui ha fatto un po' una cacata, Bravo McTominay. Bello, bel tiro. Mamma mia. Dai. Bravo McTominay, bravo. Però un passaggio sbagliato o un recupero? No, secondo me è un passaggio sbagliato. E qui Lukaku ha fatto un po' la cagata, cioè proprio sì, il controllo completamente sbagliato, però. Vabbè, però sai. Sì, è andato Lukaku poteva controllare un po' meglio, però. No, è che voleva prendere il pallone e ha anticipato lo sbaglio. Crea pericoli sia con la sua posizione sia tutte le volte che riesce a prendere il pallone e fare la piede. Ma anche McTominay è mezzo biondo. È chiaro. Scuro. Dai, vediamo se si sblocca un po', se ora iniziamo un po' a entrare nel vivo della partita, perché così non si va avanti. Comunque buongiorno, ha avuto un impatto a sto campionato, è stato uno dei migliori acquisti del Napoli, 35 milioni ma spesi benissimo. Per ora? Buongiorno è il meglio difensore che ci abbiamo. Ma noi siamo sempre stati abbastanza bravi con i difensori. Col mercato pure, sì. Io intendo a comprare. A parte l'anno scorso che abbiamo sbagliato un po' tutti gli acquisti. L'anno scorso no. Ha voluto anche un po' del Rennes, del giocatore che ci ha stato il palazzo. Abbiamo fatto un po' il mercato così. Dai, chissà. Politano. Dai. Vediamo se no, ci siamo fermati, basta. Ma abbiamo dove c'è spazio lì. Spingi, Olivera non spinge mai. Niente, si sono chiusi di nuovo, appunto, bisogna andare in velocità, se no poi sì. Troppo leziosi. No, siamo leziosi, che però ora si sono risistemati e quindi anche sì. Bella, Madonna, hanno chiuso bene. Bella diagonale di Lorenzo, per Quara. Poi loro ripartano ora di contro male, brutto, male, molto male. Siamo tutti scoperti di qua. Meno male che è inciampicato sul pallone Vlahovic. Meno male, Vlahovic è inciampicato. Fatto la sua. Sbaglia le piccolezze Vlahovic, non è... Andiamo 2 giorni fa era San Gennaro, faccio la grazia. Non è in stato Vlahovic. Vai, guarda! No, quello proprio è stato... l'ha fatto veloce distinto e non ha guardato. Era chiuso. Ragazzi, condividete la live, like, come sempre, iscrizione per chi non è iscritto. E più siamo e più ci divertiamo. Ci parliamo, Se vi va.
Mo sarei... piace il pasquotto. Ce lo dici te. Va bene. A parte questo... Questa prima si è mangiato un biscotto a fondente. Sì. L'altra. Sì, infatti ho detto sì, digli che glieli rubo tutti. Lo sapevo, perché gli piace un po'. Esatto. Fatto bene. La mia bene. A società. Che era anche te. No! Ah, mamma mia, dai, raga. Si era chiuso tutto un'altra volta. Che palle. E ripartano. Questo sono lui. Meno male. Meno male sbagliano anche lo fallo. Fallo, sì. Gallo, giusto, perché noi stavamo L'ha pestato. La ripartenza vengono L'ha pestolato. Buongiorno, grande, buongiorno. Buongiorno. McKenny e Manini. Tu sei bello, tu sei carino perché. Ma buongiorno. Guarda Tiratona. Già, tutto suo. Io vorrei vedere a te a così. Ma... Partita di attenzione di Buongiorno, però là c'è andata di lusso, perché Buongiorno era sbilanciato, visto? Se Vlahovic non inciampicava su quel pallone, questi sono i nostri rischi, quei palloni in area andiamo un pochino in difficoltà, cioè, fatto caso. In certi momenti siamo un po' sbilanciati, per favore che la cosa arriva. No, Meret, no, sì. Brutto pasticcio, poi ha sbagliato. Non c'era fallo? Niente? Il Meret ha portato dai, vedi, ora noi però siamo lenti perché ci sono attaccanti lenti e qui non si riparte in ripartenza. È fisico, dai, Madonna, doveva passare un secondo prima Napolitano. No, ora. Ma basta là, però, guarda, ma tanto se c'era Olivera si fermava e... Niente. Ripartiamo. Forza, un'altra volta, da dietro. Vai! Esattamente. Non spostare il microfono, lascio stare. Vai, microfono. Passiamo un pochino perché sennò secondo me si assordano le persone. Ma come si assordano? Sì. Secondo me sì. Vai, Politano, vai. Dai, Politano. Niente. Non ci sono state proprio per occasione dove il portiere ha parato, capito? Non ci sono state quel... C'è stato il tiro di McTominay, sì. Però era dopo centrale, il portiere, capito? E basta. Lo poteva parare. Cioè non era un tiro... Niente che era occasione da gol. Sì, non era un tiro imparabile, era centro, capito? Era sì, vabbè, però quello è stato l'unico un pochino più che basta. Sì, non è un'occasione da concreta. Savona si è fatto Capire, no, Beretti. C'ha problemi Beretti. Adesso c'è. Non lo so, si è sentito tirare la gamba qualcosa. Forse per quello ha sbagliato un passaggio, ci sta? Può darsi, non lo so. Vediamo come va mo. Cambio portiere così in corsa contro la Juve. Caprile, poi Caprile non aveva ancora giocato. No, la prima partita. Vediamo come va. Dicono che è bravo, ma giocare subito con la Juve così in corsa. Capito, poi non so neanche quanto si è scaldato perché ora farà un po' di riscaldamento in porta mentre cerchiamo di tenere la palla nell'altra metà campo almeno, che poi tra 10 minuti si va ci voleva proprio all'intervallo. Sì, no, non era proprio, cioè con la Juve non è il caso di così in corso, no? Dai ragazzi, bene, poi però loro sbagliano abbastanza, questo fa piacere. E vediamo come va. Appunto, sa un po' anche da ansia, insomma, poi se allo stadio. Sì, poi lo passano lì indietro, cioè pure loro. La versione della Juve non è il massimo.
Sì, ma non è che possono cambiare ora tutto il coso di gioco per... Bravo. Va Oliveira. No. Oliveira Lui arriva palla e si ferma. La prima cosa che fa... Perché lui, ti ho detto, a spinge, non è il suo forte, lui è bravo in fase difensiva, a tenere palla, a palleggiare. Dai. 36 minuti col titolo per ora, paura di perdere, intendo per entrambe le squadre, vero, molto vero. Sì, hanno tutte e due paura, se si chiudono appunto, secondo me, secondo me si apriranno, proprio per quello si aprirà secondo me nella seconda metà. Subendo il gol poi si devono sbilanciare per andare a trovare il pareggio, no, ma tutte e due hanno paura di prendere gol perché poi sanno che l'altra si chiude e quindi secondo me si sbloccherà. Che giocata di McTominay! Secondo me poi Trent secondo me si sbloccherà di più nella seconda metà del secondo tempo. Oggi della pallone, non riesce a tenere bello, Quara. Mick Vara. No. Chissà. Ma no, dai, sono tutti in fuorigioco, però raga, rientrate perché se non rientrate come vi si fanno passaggi? Porca miseria. La vodka è mastino, e lui l'ha toccata con le mani, Ciccio. No, era fallo. Sì, ma poi vedi, si è messo davanti con la spinta indietro con le mani. Comunque. Lui ancora non lo sapeva. No. È inutile che mi porti per il culo. No, era fallo di robotica prima, poi è cascato nuovo. No, ne hai capito un cazzo di quello che ho detto io, come al solito. Ora però c'è questo qua. Ma lasciamo sempre qualche spazio. Sì, siamo belli ordinati, però troppo spazio, troppo larghi però. Diamo l'occasione a loro di crossata, Niente, dai, secondo me fino alla seconda parte... Diamo l'occasione di farli crossare. Sì. Questo sbagliamo noi, perché gli diamo spazio per far mettere i cross. Sì. E poi c'è dai, chi è che si è fatto male di nuovo? Parlo su chi è? Buongiorno. No, buongiorno era lei che capito. Parlo su chi è. Non ho visto. Suo livello. Bello giocato. Sì. No, nemmeno. Vedrai di Lorenzo. No, Politano. Angolo della Iotto. Bene, respinta subito fuori. 5 minuti e finisce il primo tempo. No, fino alla seconda parte del secondo tempo secondo me non si accende la partita. Si sblocca la partita. Ma secondo te si sbloccherà la partita nel secondo tempo? Pensi che si può sbloccare? Secondo me sì. Verso la seconda metà. Niente. Vediamo di reggere questi 5 minuti. Calulu. Ex Milan. Calulu. Sì, dai, ce la potremmo fare. Ci vanno a dormire, vai. Allora, mi è piaciuto anche l'impatto di McTominay. McTominay è bravo. Sì, buona partita. Ha recuperato 2 palloni, è andato via. Ha fatto l'unica azione. 2 giocatori, 2 volte. Tiro in porta. Tecnicamente bene, anche come ha postato a provare. Proattivo. È Lukaku. Ma Lukaku gli stanno anche tutti addosso, però Cristo. Cioè. Fa fatica, infatti fa fatica. Bremer sta facendo un partitone su Lukaku. Anche a noi Buongiorno sta giocando bene, però quando arrivano i palloni in area sono più pericolosi quelli della Juve. Sì, loro sono decisamente più efficaci. Dai. Sì. Ciao Vlahovic. Ciao. Vieni. Molta calma. Quindi Bremer.
Sì, con molta calma, veramente, c'hanno voglia, secondo me, di andare negli spogliatoi anche loro. Te del Napoli per ora che ti sta piacendo? Te l'ho già detto, McTominay sta giocando bene. Politano anche è salito 2 o 3 volte, è quello che è stato un attimo che ci ha provato di più a salire e a crostare nel mezzo. Non in modo efficace, però è più attivo, sicuramente. Della Juve? Non lo so. Male. Mamma mia, che chiusura di Di Lorenzo, Male. bello. Di Lorenzo. Grande chiusura. Sì, però raga, li facciamo arrivare dentro con troppa facilità, li facciamo arrivare a crossare Sì, con anche troppa Politano fa un facilità. lavoro difensivo, Sì, sia in difesa che in attacco Politano, oggi bravo. Ocio! Sì, diciamo che da Cavara è Lukaku, ma aspetto qualcosa in più. Ma che non era un po' silenzioso, ci ha messo Lukaku, è troppo difficile perché è troppo più... Aspetto un po' di più, tipo qualche tiro, vedo. Lo bloccano bene a Cavara, non riesce a... Bravo McTominay. Buona partita. Ocio. Sì, non c'è stato neanche falli, cioè non c'è stata poca azione, molto statico. Gesco, fugge a Caraibi, ora me ne punto rimane. Va. Cosa era MSC? Fugge a Caraibi. Fugge a Caraibi, va. Se saranno i soldi, un pavano gratis. Se ti offrono la crociera, almeno un po' di pace. Mamma mia. Si appunto ci va a fare Sì, perché io ci vado a lavorare, sai com'è? Sì, ma io come faccio? Ho già fatto io lo posso ma che palle, stanno usando in terra. Sì. Olivera. Dai. Lukaku ha avuto un'occasione buona dove si è addormentato un po' col pallone tra i piedi, visto? Stanno a far venire dove si era addormentato un po' col pallone tra i piedi, Lukaku. Non è che si è addormentato, l'aveva presa male. No, che era andato lento. Dai, è Politano, vedi Politano. Vai qua. Però rallenta. Ma perché lo raddoppia? Però allo bocchino potevi andare un pochino il piedino. No. Fallo quello. Fallo. Gli hanno dato? Hanno fatto uno, ma Bah. No, l'ha preso dietro. Bah. C'è a farlo. Bah. Un pestoncino. 1 minuto solo di recupero, c'era da aspettarselo. Un bel gollicino pure, ci sarebbe bene un bel gollicino. Sì, aspetta, spero il tempo sta serena. Lo sai che come risultato 1-1 l'hanno detto un po' tutti, però anche Gabboman ha detto finisci 1-1. Ci sta. Però ma anche a me mi... Sì, anch'io l'ho detto, però spero che vinciamo. Spero che si vince. Non mi piace che vince. Grazie al cavolo. Sicuramente il pareggio sta più stretto alla Juve che a noi, perché la Juve gioca in casa, perché è sotto di noi, capite classifica. Vediamo. Chi tira? Una vittoria. Chi va? Politano. Politano! La deviata lo fa? Non lo so. No, di che cosa l'ha più, ma non l'ha preso un po', no. Madonna Polità, io l'ho detto Polità stasera. Polità. Sappiamo pure sono bene, penso che tu vai come te. Bravo Politano, bravo!
Io sono una fan di Politano. Che Dai di nuovo che- Politano! Dai Politano! Politano! Pochino, un pochino così. Dai Politano, tira pure quest'altro calcio d'angolo, che stavolta ritento sarai più fortunato. Anche lui è un po' naso in canna. Un pochino. Poveraccio. C'è una voce. Capita. Però è bravo. Dai, sta ritenta giocando sarai bene. più Sta fortunato. giocando bene pure Politano. Lui è McTominay. Dai, che è l'ultima azione del primo tempo. Per il Napoli i migliori sono due McTominay. Dai, però la famo tirare o non la famo tirare? È l'ultima azione. Dai, che finisce il primo tempo. l'ho appena detto io. Va. Cazzo. Niente. Ancora, No. ora fisico, sapevo. Niente. Non è stato più fortunato, anche se è ritentato. Mi ha buttato addosso di persone. Sì, proprio Vabbè, 0-0. poche azioni frizzanti, molto tutto statico, molto tutto bloccato, c'è poco da dire. Bravo McTominay, bravo Polità. E Totalando! Che è sta roba? Se da Dio. Sì, va bene. E niente, vediamo se il secondo tempo sarà un pochino più Che è scusa? Vibrante, brande. Agghiaggiante? No, agghiaggiante speriamo di no. No. Non sarebbe bello se fosse agghiaggiante. Però un pochino più intenso, un pochino più interessante, Mamma un pochino viene più 3 punti. attivo. Punto proprio, un po' stufare. Mamma viene 3 punti e basta. E mo che l'hai detto? Siamo tutti più felici. Sì. Splendido. Io da Vodafone wifi, fai da te. Che queste pubblicità gratuite? Sto sponsorizzando. Così volete cose no. Esatto, magari fatto da prima qualcosa dei soldi prima di sponsorizzare a vuoto, però non lo so, poi fai tu, vedi tu, insomma, come te pare. Amo fagli almeno poco a questa gente a cama, signà. Da signare Lukaku, da signare. Ma la vedo dura, è troppo prestato, troppo contornato. Cioè, magari prestano tutti Lukaku. A segnasse McTominay. Via spazio appunto o McTominay con l'inserimento oppure Clara. Sì, Ecco perché Lukaku secondo me... ecco perché anche Conte sta giocando per 4-3-3 ha messo McTominay, hai visto? Infatti sì. gli ha dato la conclusione. Esatto. Lui. Ma infatti è stato bravo, ha recuperato anche un paio di ottimi palloni, Sì. molto, molto ha positivo. dato opportunità alla fase difensiva di creare qualche occasione. Ho detto, noi abbiamo avuto quell'occasione dove Lukaku si è un po' addormentato, un po'... Basta. Per fortuna nostra, poi Vlahovic è già impiegato su un pallone, vedi? Madonna, sì. Se no... E poi c'è stata quella punizione pericolosa nostra, che Lukaku pertanto non ci è arrivato, quella di Politano. Sì. Se ci arrivava Lukaku, secondo me era probabile. Però ho detto, Lukaku è comunque difficile che riuscirà a segnare perché è troppo... Sì, secondo me mi aspetto un po' di più, è stato bloccato un po' troppo Lukaku, lo tengono molto bene Lukaku. Grande partita della fase difensiva della Juve di Bremen, il migliore. Sì. A noi per ora è il migliore, penso, anche Di Lorenzo in chiusura sta facendo bene. Ha valutato qualche cosa. Politano sia in attacco che in difesa. Buongiorno, sta facendo una grande partita. Dietro. Se lo dici te. Sì! Non sono proprio convinta. Veramente mi sa che si è fatto invece. Bisogna vedere un attimo. Non sembra niente di grave. Comunque è riuscito a camminare. Sì, quindi non è niente di grave. Che poi dopo quel passaggio sbagliato. Una goleata andata a male. Sì. Vabbè, ma Juve Napoli te l'aspetti che non è una partita mica da 3-0, 4-0 come è successo a Cagliari. Sono troppo bloccati. Sì, queste sono partite dove non finisce secondo me 0-0, 1-1, 1-0, sono quelle partite lì. Sì, troppo statiche. Sì, non so quelle partite. A meno che non diventa una partita proprio pazza alla fine, negli ultimi minuti che fanno 3 gol così. No, ma secondo me è troppo equilibrato. Finisce con un gol di scarto, finisce pareggio. Probabile. Sono due squadre molto forti, capito? Molto attente alla fase in difesa meglio loro di noi, però
Sì, ma perché loro sono più combatti in difesa. Noi lasciamo qualche Sì, noi lasciamo spazi. soprattutto sugli esterni, visto li facciamo crossare. Sugli esterni appunto. aspettiamo tutti dietro e facciamo crossare. Esatto. E non va bene questa cosa qui, perché metti caso sbaglia un difensore nostro di rimballo, gli va sull'attaccante. Ma no. Come è successo a Vlahovic che c'è inciampicato sul pallone. Se non ci inciampicava, gli tornava sul piede, erano pazzi, non era a me quello mi fa paura, che li facciamo crossare, siamo lì, Olivera attende lì, Di Lorenzo stanno lì, stanno tutti schiacciati in difesa, dicono tanto siamo in protezione e in difesa, ho capito, ma metti caso che una deviazione ti va di te, ti va sulla ginocchio, ti balza sul giocatore della Juve, sì. Dobbiamo stare un pochino più attenti. Dobbiamo pressare anche quando va il portatore per crossare. Sì. Non dico che ci devono andare due, perché sennò poi lasci gli spazi, ma uno ci deve andare sul portatore di palla per cross. Madonna, speriamo il secondo tempo sia meglio del primo, Io vado un attimo anche a tirare fuori da mangiare la nonna infame. In 2GS. Anche a tirare fuori da mangiare la nonna infame. La cocotta. La cocotta infame. La gobba in mente, cocò. Ma quando mai? Sì, la vista la terra la gobba. Ora piccina. Forza Napoli, ma c'è la Cosa rara. Padre Pio, fa la benedizione a Padre Pio. Padre Pio. Ma ti ho detto 2 giorni fa era San Gennaro. Che ci faccia la grazia. San Gennaro, faccio la grazia. Mamma mia. Non ho capito niente. Vai. Vediamo un po' se la raddrizziamo. Perché così non va. Però secondo me veramente fino almeno alla seconda parte del secondo tempo. Ovviamente siamo sotto di possesso palla, però più di quanto pensassi. Ne abbiamo il 42% contro il 58% della Juve. Quindi, però comunque, sì, dobbiamo difendere un po' meglio e secondo me dobbiamo iniziare anche noi a fare dei tiri un po' da fuori verso l'area, perché sennò non si sfondano, loro chiudono troppo bene. Oppure calci piazzati. Potrebbe essere un'idea. Madonna, il tiro di Politano. L'ha parata il portiere. No, comunque il tiro di Politano l'ha parato il portiere. L'ha deviata il portiere, se no era in porta. Quello di Politano. No, io invece non ci avevo capito niente come al solito. Io ho bisogno dei replay per capire, se no non ci capisco niente. Vediamo. Pubblicità. Trallallero trallallà. Pubblicità. Comunque nel secondo cambio fare entrare un po' di imprevedibilità Neres. Perché no? Messo tu, silenzio no. Cosa ho messo silenzioso? La pubblicità, già l'avevo messo. E te dalla fine del primo tempo. Ok.
Maronna, amore mio. No, severe. Lo sai perché? Perché sì, Politano ha fatto bene cose, però capito, cambiare va bene, cambiare anche qualcosa. Perché Neres entra al posto di Politano. Sarà anche stanco, capito? Perché comunque sai. Cioè, ma Politano sta giocando bene, No, quello che sta giocando meglio nella partita. Lo so, ma Neres ti dà un po' di imprevedibilità, per quello fa entrare. Ma che cacchio stai a dire? Sì, perché Politano, cioè, sta giocando bene, però fa sempre gli stessi movimenti, capito? Ma no, non sì, sono d'accordo. gioca sempre per a niente. rientramo. Non sono d'accordo per niente. Vabbè, io metterei Neres dentro. Io mi vado a prendere qualcosa da mangiare e fammi un po'. Torno tra poco, un minutino. Ciao. Sì, poi torno. No, ti abbandono e non tornerò mai più. Sono sbagliata. Sei sbagliata! Ah. Ragazzi, allora voglio a vincere a tutti i costi. Dobbiamo vincere. Segna per noi. Dobbiamo vincere. Ma che cambia? Non va nemmeno più costa. Chi vorreste nel secondo tempo che subentrasse per sbloccare la partita? Anche Jack Raspadori, visto che gli piacciono questi colori, quando gioca contro il bianco e il nero fa sempre il gol. Anche Raspadori mi ispira tanto come cambio nel secondo tempo. Facciamoli volare come al Titanic. Jack, sto volando. Jack dentro, pure Neres. Aspettiamo un po' Kvara anche. Io proverei anche Raspadori e Coso, come si chiama, Neres tutte e due, però Kvara non lo puoi togliere. Cioè, Kvara da un momento a un altro ti può fare la differenza, ti può fare la giocata, ti può sbloccare la partita. Partita difficile comunque, partita dove le due squadre hanno paura di subire il gol. Che te sei mangiato? Io qua ho pescato vita, ho pasquotto, della gente che piace pasquotto. Cioccolata fondente, ti piace? No, quanto fondente, è buono. No! Ma ora comincia. Stasera che mangiamo? Papa? Tu non devi dirmi niente a me. Cosa? Tu a me non mi devi dire niente. Cosa? Brutto infame. Coca-Cola? È stato coniglio, giusto? Brutto infame. È stata Coca-Cola, è stata! Cioè si è finito tutta Coca-Cola mia. Ma io che mi bevo con la pizza stasera? A quei cugini. Si ti fa cucina al cervello. Quella ce la sei, tanta. Vabbè, quella è normale. Ma insomma, se lo dici te. Comunque. Vabbè, non so Comunque, non abbiamo ancora chiesto a chi ci segue, secondo loro, come finisce sta partita. Come finisce sta partita? Ditecelo, lasciatecelo nei commenti. Come sono professional. E poi se ti richiamo è perché ho voglia del tè. Del tè. Invece io voglio tanto caffè. Sanguaiato perché... Madonna, che so che le maglie. Sono aiuto, visto come sono bello. Ma che è che c'hanno i biscotti? Sembra che c'hanno gli abbracci. La maglia nera con tutti gli abbracci, ma no! Capite? Che quella roba? Vedi che si sta riscaldando un po' nell'intervallo. Caprile. Un capello giallo, però.
Ancora, mamma mia, quanta pubblicità da Zone. E fai sordo da Zone, e fai sordo. Gesù, mi sta venendo sonno, raga. Non lo so. Ma che stiamo facendo? Mi lasci sta mano? Che è la mano? Fra poco muoio io. Yay! Paura, paura. Che paura. Del tè? No. Del caffè. Dov'è un ciucciariello mio? Dov'è un ciucciariello mio? Dove sta un ciucciariello mio? Ciucciariello! Quanto tempo? Vedi, mancava il ciucciariello sulla spalla, per questo non stavamo a vincere, vedi? Tanto fermo. Non toccavo il ciucciariello. Mangia le orecchie, va. Ecco un capo, guarda. Vedi, mo è tornato il ciucciariello, mo si vince. Guarda, vediamo che dice la fine. È tornato il ciucciariello, mo si vince, a posto. Oddio, anche lui parla tutto così, anche Ramani. Parlano tutto così. Avere attenzione dietro e riuscire a fare più cose davanti. Bravo, lo sapevamo pure noi. Parrucchetta. Ma la parrucchetta! Anch'io c'ho il parrucchetto. Io c'ho cosa per te, ma Perché c'ho il parrucchetto pure tu. Il mio amore parrucchetto. Vai, ciucciarie, vai, che ciucciarie. Ma che è sta roba? Eccolo Jack, io dicevo voglio a Jack in capo perché quando no, vedi... tu stavi a parlare di Neres. Sì, non spara stronzate. Ma vorrei anche non Jack. No, ho detto, ma ho detto come dicevi tu, ho detto voglio anche Jack perché Jack quando vede i colori bianchi e neri sì. Gli piacciono il bianco e il nero. Che stai facendo? Non toccavo il ciucciariello è umile. Il ciucciariello sta da guardare la partita purissimo così vincino. State a vedere è morta l'anima di è morta e schiattava sono stato ciucciariello mio sono sempre strisce pedonali con la maglietta maronna sembra veramente gli abbracci. C'hanno la maglietta degli abbracci. No, sembra dei Cheerios. No, sembra gli abbracci. Perché hanno un colore diverso, da un lato di colore diverso dall'altro. Ma che? Però Lukaku, guarda. Lucacone. Tutto. No, mi ci stava quando c'avevo il cappellino, senza cappellino non... Per ora a noi c'è stato solo il cambio di Caprile con Meret e Fortuna e basta. La Juve ha cambiato qualcosa? No, mi sembra di no, nemmeno la Juve. Ma mi sa che lo stanno per cambiare perché... C'era un altro che ho la Juve. C'è qualcuno della Juve con un problema fisico. Guarda McTominay. Bravo. Allora, al posto di chi ha problemi fisici? C'è un campista della Juve, chi è? Al posto di? No, una fatto vedere di... Non vedo. Vlahovic, attaccante. Fuori l'attaccante. Allora... A me mi dispiace per quando uno si fa male, però in questo caso è quello per lui che va fuori certo. Chi va a fare la prima punta alla Juve? Ci va proprio UEA, perché lo vedo davanti. Non lo so. Allora problema fisici per Vlahovic. Per Vlahovic, a quanto pare. Sì, appunto, buono per noi, buono per Vlahovic, però buono per noi. Vedi un ciucciariello porta buono. Non sarà un po' più scuro questo di questo, no? Un po' sì. Un pochino sì. Vedi che porta buono un ciucciariello. Io la Rait che porta buono. Tu non mi ascolti. Dai raga. Non riniziamo come prima, se no mi addormento.
assoluta del Napoli negli ultimi anni. Possesso per Pare che abbiamo iniziato proprio come abbiamo finito. 46esimo 0-0. Appena iniziato il secondo. Mamma mia. Ragazzi, condividete la live, ci sta solo una persona. Quando non si streama da tanto tempo succede così. Adesso si inizia tutte le domeniche, tutti i sabati. Quella almeno nel nostro Napoli male, molto male. 2 rimesse laterali per la Juve, una dietro all'altra. Ci sono arrivato a andare, mo te ne sei accorto, è tipo un quarto d'ora che ho detto che lo devi lasciare stare. Però non funzionava meglio quando c'avevo il cappellino. Giocavo la prima punta, vedi? Buon per lui, che te giochi? Che centrocampista. Sta senza punte la Juve. Ma c'è Nico Gonzalez, no? Che ha fatto anche la prima. Ma magari ha messo. Non è detto che Weah vada a no, giocare. No, l'ha messo, ha fatto vedere ora che gioca prima punta. No, quello era il cambio, no? Era l'immagine del cambio. Ha fatto vedere la formazione Weah prima punta. Ma Nico Gonzalez, dove? C'è in campo, non lo so. Che non l'ho più visto. È là, sì, vedi che c'è Weah prima punta. Nico. Bravo Nico, così, bravo. Ciao. Anche lui preso dalla Fiorentina. Ma io la Juve fa un mercato alla Fiorentina. Un po' come noi dall'Empoli. Praticamente sono i nostri giovanili. E invece la Fiorentina sono i giovanili della Juve. Ci vanno mercato. Sono proprio i giovanili, però ci vanno sempre mercato. Quando viene fuori un bel giocatore, dammelo. Un po' come all'Empoli, quando viene fuori un bel giocatore all'Empoli. Ma chissà, va. Mi sono cercata, non ci vedo più niente, manco con l'occhiale. Dai, speriamo che vediamo qualcosa qua, perché non c'è stato tantissimo prima tempo. Così in porta, dai, perché qualcuno era... Niente, un partito bloccato. Però la Juve pressa, Niente, va, niente. Tiro semplice. Caprile, comunque Caprile ho visto che si è riscaldato tutto l'intervallo. Per forza non si era riscaldato prima. È andato a freddo. Ci credo, si è riscaldato tutto l'intervallo che doveva fare. Perché poi para a freddo non è, capito? No, rischia anche che ti fa male. È rischioso. Però comunque per ora 4 minuti del secondo tempo la Juve è quella che sta facendo il gioco. Vabbè, cioè abbraccia per un po' di più. Capito che gli vuoi bene Napolitano, però insomma. Ecco, Politano ripiega tanto in fase difensiva. Politano è bravo in difesa, è bravo in attacco, è bravo in tutto. A me mi piace Politano, mi è sempre piaciuto. Fine. Politano è tanta roba, non c'è niente da fare. Per forza Neres non gioca. Sì, ma Neres dai, Neres vedremo, ma per mo' sì, ora sta scelando Politano, sta giocando bene da quando abbiamo pigliato Neres, sta ritornando a giocare bene. Cioè un po' tu, pure a Cristal, guarda. Cristal sembrava un frate scemo in Bakayoko. Ma può darsi anche che ci sia voluto un pochino di tempo a... Abbiamo acquistato Gilmour e McTominay e è ritornato a giocare sui livelli. Ho detto, ma probabilmente ci voleva anche un attimo di adattamento a Conte. Sì, anche perché avevo cambiato modulo. Ci vuole un attimo, non è che poi subito... Ma poi vabbè,
Non guardiamo la stagione scorsa perché hanno fatto schifo tutti. Che per avere quei risultati hanno fatto schifo tutti, compreso Novara. Sì. Sono risultati, la Stallone ha provato passaggio. Nel momento il pallone fallo. Poi c'è te ne approfitti, come sempre. Che vuoi? Adesso sto giucerino. Questo è come un ravolo quasi. Sì, più o meno. Si addormenta pure lui. Sì, sta dormendo parlando. Ho detto, più o meno sta dormendo pure lui. Marco Bagnoli. Ciao! Ciao Marco, come stai? Per ora qui si dorme. Altro che... Dottore Reno Gotti, saluti da Ponticelli. Ciao, salute dottore. Forza Napoli. Dottore. Ah mamma, forza. Marco, bisogna andarci a rimangiare una pizza insieme. Fosse l'ora. Sì. Ho una bistecca alla Fiorentina. Visto che siamo stati a Firenze. Sabato. Nella bella Firenze, bella Firenze. Mamma mia però ragazzi. Andiamo. Cioè stanno a fare grande pressione di Anghissà, visto che sì, però siamo rientrati male, dal secondo bene, almeno qui ci vediamo. Sì, andiamo. Sì, dai. Locatelli anticipato da Lukaku, ma se avete guardato questo deve essere certamente sottolineato, ammonito anche Mamma mia però ragazzi, quando si pigliano palla noi un po' sì, ma la morte, abbiamo paura un po' tutte e due le squadre, la morte siamo nera. un po' sì, lenti nel possesso. No, sono rientrati meglio loro. Però la Juve ci presta, vai che troviamo spazio, vai. Chi è? Ma la Juve ci ha prestato e ci ha recuperato palla. Ma tu hai detto che siamo entrati... Si vede pure il fallo. Bravo Lukaku. Che speriamo non gli abbia fatto male al braccio, perché... Perché c'è cascato sopra forse? Poi Lukaku butta a terra bravissimo. Fallo su Lukaku, ma un calendaro bravissimo, che fai grosso Lukaku. Asfarta tutti. Dice, butta a terra, viene pure tu insieme a me. Asfartiamo tutti a destra e a sinistra. Ma comunque la vedo una partita molto bloccata. Secondo me, ora, come ti ho detto, finisce a Parigi. Sì, ma comunque sono rientrati. Ma Politano, bella giocata. Dai. Sì. Ma io te l'ho detto Politano in tutta la partita che dico Politano. No, Madonna, Politano. Allora tu sei uscito da qui alla fine del primo tempo dicendo no, forse Napolitano lo dovrebbe sostituire. Ma che ha fatto tutto bene per non tirare. No, ascolta, sbagliavo una cippa, ci andavo di molto vicino. Come prima. Ma l'ha tagliato presto? Secondo me sì. No, non la tiro. Però è l'unico che sta a favore. I tiri pericolosi, 2 sono venuti, 2 da Politano. E questo l'ho cambiato a Politano. Ma dove vivi? Sì, bello. Ma no. O cambi Lukaku. Perché Lukaku non è che sta. Metti un po' di velocità. Però se cambi Lukaku, i napoletani tipo te taglia alla gola. Che Lukaku, sì. Lukaku è un attaccante che è fisico, lo devi sempre tenere, però... Dai Polità! No, si è addormentato Polità. Famo qualcosa. Forza! Bello, vai che stiamo giocando, vai! Allarga vai! Chi è che... Politano! Politano! Ma anche il tocco bello per Anghissà era venuto da Politano. No! Politano è inserito. Ma era prima, ma io prima che si inserisse era Politano. Bertomini.
McTominay per ora sul secondo tempo ancora non si è visto, 10 minuti fa. Perché noi abbiamo dato il pallone. Sì, però ancora non si è visto. Oh, no, migliore in campo. Questo voleva togliere. Ma io che vi devo dire? Aia, bella chiusura di Olivera. Però Olivera l'ha mollata lì. La schiavo, doveva fermare per bene, non la doveva riguardare. Bella chiusura, però l'ha lasciata lì. No. Ma che sta a fare Olivera? Mairo. Sì, però lui era 3 metri più là. Madonna, senti. Sì, perché il retropassaggio non si può fare al portiere, invece l'ha fatto. Lucacone? Non c'è nessuno. Fuori gioco. Che è successo? Morta la protestata, espulso. No, già. Morta. Lo sapevo che era già. Perché ha marcato la linea. Peccato. Bella, sì, l'azione era la partita di tacco Politano. Sì. E te l'avevo detto. Di Lorenzo. Per l'inserimento però qui poteva far meglio, sì. No, vabbè. Sulla finalizzazione poteva chiudere. Non è un attaccante. Come non è un attaccante? È nel senso di attacco. Non è che sì. No, centrocampista. Ma non è è il seno d'attacco. Non ho capito niente io. Insomma, ho capito niente. Quando calcio lo danno secondo me, ma è il seno d'attacco. Mi confondo. E poi se era centrocampista ci deve provare. Non è mica il difensore. Dai, però almeno ora la partita si è svegliata. Vedi l'effetto Ciucciariello? È sempre l'effetto Ciucciariello. L'effetto Ciucciariello. Si è svegliato pure Ciucciariello. Andiamo su. No, qui però è fallo, è bello. A morte ancora, ma è che progresso ancora? Quel retropassaggio ancora, dai. Già l'hanno ammonito. Hanno fatto, sta facendo una storia di un retropassaggio. Sai quando arriva una fatta? Chi non sa? No, quella fallo. Rimesso da fuori. Sbracciato. Sbracciato in faccia a Politano. Beh, sì, abbastanza sul nasone. Sì, volontaria. La però. bocca e il naso. Qui l'ha alzato un po' troppo. Ma doveva salire sì, sopra il piede. Ma sai perché? Perché è arrivato sbilanciato. Perché se perché doveva salire sopra il piede del difensore. Sbilanciato. Perché lui era corso d'anno, si è accentrato e è arrivato un po' sbilanciato dall'altro giocatore. Comunque secondo me in questo finale uscirà Politano, perché sa, e fare entrare Neres, lo dico io. Comunque sì, Politano migliore in campo. Politano migliore in campo. A me è piaciuto l'impatto di McTominay. Primo tempo bene, secondo tempo non si è visto perché non gli hanno dato il pallone ancora. Direi che è giusto lasciare ancora il vestito perfettamente, non c'è nulla di particolare. Non c'è lascialo sta. No, fa meglio prima. Sto. Tu questo computer sta per morire, lo sai, sì. Se non puoi muovere voglio vedere come fai. Yeah! Scance sorti. Che è? Brutta questa. Male, molto male. Cross. Bella di Lorenzo. No, Robbo, vai, avanti. Dai, glielo bocca. Andiamo, vai giù però, questo pallone indietro. Bella Rachman. Andiamo chissà, vai. Molto lucido lo bocca. Molto bravo. Non erano questo? No, non erano di Vai, bella grande McTominay.
Proprio No, piacere facesse Luca. gol. Sì, un pochino. Sì, Sì. Si chiudono gli spazi, c'è bisogno di meno nel passaggio finale. bravissimo del primo controllo della prima giocata, poi qua sbaglia il timing, ma sbaglia soprattutto a livello di sensibilità. Ultimo passaggio. Il pallone suppara, quando si chiudono gli spazi. Anche Cavara si è visto poco, eh. Il secondo tempo 0. Lukaku. Ha giocato solo con l'Italia. Lukaku è contenuto benissimo dalla ripresa della Juve. Beh, per forza. Ogni volta che arriva un pallone a Lukaku ci vanno in due, capito? Cioè, come a Cavara, uguale, lo mettono in due, lo bloccano, non lo fanno giocare. Hanno capito che per contenerlo a Cavara lo devono raddoppiare più di là, cioè. Per una botta. Botta in testa, quando uno piglia la botta in testa. Ma come? Ma da dove? Quando c'è una situazione che può a modo legarsi a un'incolumità, Boh, non lo so. Anch'io non l'ho capito. Nemmeno io. Lorenzo 62 metri Lo può fare, vabbè, affrontare il fattore campo No. una partita fino a questo momento assolutamente in equilibrio. Questa diciamo i Caraibi, Sì, andiamo ai Caraibi, dai! Yeah. Fuggiamo. Abbandoniamo tutto, Fuggiamo ai Caraibi. Era la Ponzi Pizza. La ricordo? No. Era una pizzeria. Così, Paraponzi Pizza. Era una pizzeria per Napoli. No, era Ponzi Pizza. Bello. Yeah! Pizza. Nostra. Guarda, sta ballando un po'. Questo computer sta per morire, quindi sappiate che se spariamo, se sparisciamo, speriamo che muore. se si sparisce improvvisamente è perché il computer è morto. No, ma poi si vede bene, è solo lì che lo so, lo schermo, ma che lo schermo del computer faccia così non è segno. Sì, non è segno positivo. So. Attenzione, dopo anche lo bottino in copertura sto facendo bene. Secondo me non era uscito del tutto. A Scesni è rimasto in società. Sì, perché lui ha finito il gioco. Due equilibratori e l'equilibrio tra le due squadre. Poi vediamo il contrasto, Pestone involontario che qui assolutamente fortuito Yildiz. Ah, madonna, brutto, proprio brutto quello Pestone, maronna, dolore, tanto dolore. Quello di Lorenzo. Fa tanta bua. Sta partita la vedo molto bloccata. Vabbè, ora è più sbloccata di prima, sì, quindi secondo me più o poi un golletto arriva. Siamo quasi al 70esimo. Ma secondo me un golletto arriva. Per me finisce il 0-0. Un golletto arriva prima o poi. O da un lato o dall'altro, però se no secondo me non più di per me uno. finisce il 0-0. Secondo me un golletto arriva. Non più di uno, ma uno arriva alla fine, non lo so. O da una parte o dall'altra. Finisce 1-0 allora assolutamente. Io penso. Mi sa che sì. Mi sa proprio che sì. Se proprio deve finire con un gol, speriamo che facciamo nulla. Grazie. Però dello stadium invece importanti, preziose. Dai. Abbiamo ancora le carte Raspadori, Neres, Gilmour. No, ancora dei cambi. 11 contro 11 nuovamente, possesso Juve con Savona. Possesso Simeone. Locatelli. Trener.
come stiamo andando? 0-0, insomma. La partita insomma bloccata come al primo tempo, non è vero. No, almeno bloccata. Non stanno facendo no, ci sono più azioni a destra e a sinistra. Sì, ma un tiro non è che ma non è bloccato come prima. Sì. Siamo mai d'accordo io e te, c'è niente da fare. Io la vedo così, la vedo. Ognuno c'ha un suo appunto. C'è un aspetto di più. Grazie che ti aspetti di più. Ma tu per dire basta. Sì, noi. Ma la Juve è stata più pericolosa. Cioè, che ho fatto? Ha tirato in volta, non si sì. Non ha tirato, chi ha tirato? Prima che ha fatto anche la parata. Ma quella di Elvis in bocca al portiere. Sempre un tiro porta era. Guarda. No, guarda qui. Fallo su controllo. Quando dico è diventata molto più fallosa. Quando dico che Buongiorno ci mette sempre il piede, no? Anticipa sempre. Esatto, posto con qualità e con velocità il pallone, da una parte all'altra, hanno iniziato a sinistra con lo scambio con Guai con Mendes, hanno finito a destra con Cross di Savona. L'avevo detto nel primo tempo, hanno difeso bene il Napoli qua. Per me finisce così. Secondo me un golletto appare. Un golletto appare. Ecco, forse mette nere su Spadori, che sto guardando un po'. No, di Lorenzo. Pochissimo spazio. Prova a tenere fuori con Baida, se alla fine ci riesce su Cambiaso. Palla del suo Catelli. Attenzione. Di destra, non può salire Savona. Da quelle parti c'è McTominay, si fa vedere McKennie, l'apertura larga verso Nico Gonzalez. No, attaccano sempre loro. Olivera si fa ubriacare, ma guarda Olivera, mamma mia. Olivera non si è andato. No, stasera poi... Metti Spinazzola. Stasera poi niente. Olivera è un po' lento, cioè sta lì. Cioè, sta facendo una buona fase difensiva, però si fa ubriacare troppo facilmente. Non piace. Ancora Cambiaso. Ancora con Cambiaso. Troppo, facciamo tenere troppo il pallone. Vedi, stanno facendo tutto loro. Facciamo giocare, va bene. No. Vai, prova la conclusione curata dalla Volca. Vai con Lukaku, prova ad azzardare la corsa su Brenner. Ma nessuno sale, dai. Vedi, no, stiamo tutti nella nostra metà campo. Ora sembriamo Non si dorme. Che cacchio c'hai paura che tanto 0-0 a che ti serve? A che ti serve lo 0-0? Vabbè, sicuramente va più bene a noi che alla Juve, però... Sì, ma non ti serve a niente, raga. Non ti serve a niente. Sì, devi provare se vuoi da distraccare l'Inter devi vincere queste partite. Cioè, dai, mamma mia, mo si riblocca tutti così. Vincere le partite come queste ti fanno vincere il campionato. Vedi, poi partono. Se l'è mangiato questo, meno male. Ma appunto Gesù Cristo, se non fai nulla e stai lì così, prima o poi fai. Arretriamo al posto di andare. Appunto. Se sta lì, si aspetta, poi arrivano a un certo punto. Oh, raga. Meno male, era sbagliato. Meno male. Questa è la palla della Juve. Meno male l'ha sbagliato. Ecco Neres, lo vuoi? Te l'ho detto. Hai rotto le palle del Neres. Però abbiamo detto che nel primo tempo come Cambiaso possa essere un fattore. C'ha l'occhio così, adesso come c'è? Così proprio lui. Ecco di me, guarda, in pieno pallone. Ce la fa. Raga, mi sto a dormire, ma veramente proprio. Dai, levaglielo il pallone dai piedi, Dio mano. No.
Niente, via. Niente. Bravo, non è fatto, ma che fa? 71esimo. 3. Chi è? 3 cambi. Neres, Simeone. E poi forse esce Lukaku. Che Simeone. Chi esce Lukaku? Neres, Simeone, Allora esce Politano, come ti ho detto, Lukaku e Kvara. Cioè tutto l'attacco. Sì, cambia tutto l'attacco. Tutto l'attacco fuori. Neres, Simeone e quell'altro chi sarà? Raspadori. Che sarà Raspadori. Però raga, cambia tutto l'attacco in una botta sola. Neres? No, Foloruscio. Foloruscio non ha mai... Foloruscio, Simeone e Neres. Certo, cambia tutto l'attacco così in Puoi una botta sola. Sì, puoi cambiare Kvara, levare Kvara. Però Ma Kvara non ha fatto un cazzo. Si era spento. Kvara non ha fatto un cazzo. Foloruscio sono curioso di vederlo, la prima. I primi minuti di Foloruscio. Certo, cambia tutto l'attacco in una botta sola, ragazzi. C'è coraggio, coraggio, non la faccia. Così, già. Così. Smetti di stronzare. Ecco, il Politano è migliore. Ma è sano, vedi, deve uscire perché è sano. Però porca miseria, cambiare una botta sola tutto l'attacco, non lo so, mi pare un po' eccessivo. Lo saprà come. Ma perché ora cambia modulo secondo me, perché mette Sì, ho capito, ma tu non fai fare tutto l'attacco in una botta sola. Foloruscio e Neres dietro, no, oppure mette McTominay e Neres dietro a Simeone. No, Foloruscio a sinistra. Allora ha messo Foloruscio e Neres dietro a sinistra. Sì, perché ha cambiato modulo, ha giocato per 4-3-3, ora gioca così. Ah, vai. È rimasto con 4-3-3. Vai. Che si è fatto male da solo, quello lì, Sì. Savona. Attenzione. Tutti in difesa. Di nuovo. Si è fatto male da solo. Savona. Ah sì, ha preso. Ha messo il piede. No, Pestone. Pestone. Qua era abbastanza arrabbiato. Non voleva scendere. La definizione di Paolo Sorrentino. Ma secondo me è anche frustrato dalla Dalla partita. Non prestazione sono che riusciti a fare un cazzo. Non la sua prestazione. Napolitano ancora col ghiaccio sul naso, poraccio. Sul nasone. Ma finisce così. Non finisce così. Almeno che non arrivano a giocare. No, secondo me un golletto arriva. In questo caso nella posizione si entra nella fase calda. Domani c'è da parlarsi alle 10 di sera, è l'unico buco che c'è. Quando siamo in 6, un paio a mezzanotte. Devi non urlare come un dannato. Te urli sempre. Dici di me, ma poi te. All'asta. Ma che normale. 10, Guarda che se parli anche piano così ti sentono, anche se fai la videochiamata, cioè non è che bisogna urlare. No, c'è E poi ti vengono a tirare una mano dal capo. Lascia stare ciucciarello. Lascia stare. un bel lato, ma andiamo su. Forza, scivolata da solo. Che palo questa partita. Mamma Mamma mia. Ma non è possibile in tutta la partita 3-4 tiri in porta. 2 tiri il primo tempo e 2 tiri il secondo tempo. Cioè, ma credo. Cioè, un pisolino troppo. Non si tira il porta, è triste. Non si tira. Cioè, non si tira il porta.
Ciao. Non abbiamo avuto di nuovo la Juve pressa. noi l'occasione di Politano alta, quella del loro Coppa Miners, che era ancora più pericolosa quella di Coppa Miners, c'era manda al portiere, l'ha buttata alta. Calcio d'angolo per la Juve. Che è Coppa Miners 76. Il tempo scorre, minuti passano e sempre 0. Sì. No, ma 0-0 è una vittoria comunque contro la Juve. Ma vabbè, è un punto a favore, un punto per noi. Sì, però non era la vittoria, ragazzi, sì, non è una vittoria, 3 punti sono 3 punti, però è un ottimo punto. Cioè per la Juve sono punti. Io non sarei soddisfatta. No, anche io voglio vincere. Perché la Juve non è più la Juve di tempo e la noi Juve che sono siamo punti molto diversi. No, la migliorati. Juve ora è ritornata meglio. Sì, ma non è ma non è la Juve di un tempo e noi invece abbiamo vinto lo scudetto 2 anni fa. Ma capisci i giocatori che ha preso? Forte la Juve. Anche che molte identità, non è quello dell'anno scorso. Ma ancora noi siamo quelle dell'anno scorso, però. Sì. Quindi. E quindi? Ti dico che non è quella dell'anno scorso. E nemmeno noi, e quindi? Non vuoi dire che la Juve fa cacate? Ma io non ho detto che fa cacare. Ma perché mi metti in bocca parole che non ho detto? Non ho detto che fa cacare. Però secondo me potremmo avere di più. Non è facile vincere a Torino. Non ho detto che è facile. Non ho detto che è facile. Cioè, per questo ti dico, se prendi un pareggio non è male. No, ma secondo me si poteva avere di più. Ma ragazzi, insiste. Senza fretta la Juve, all'impostazione, ricominciano dietro con avanzata da parte di Rovere. Cerca qua il corridoio per Top Miners, che va dentro il vero. Facciamo cazzate. Buongiorno, io l'ho regalato sto che cazzo fa? Quindi ancora con Miners, la pressione di buongiorno. No, raga, no. No. Non rimessa laterale addirittura. Ciao. Non l'ha toccata nessuno. No, l'ha proprio tirata. Che è Turan. Questo è il fratello di quello dell'Inter. Ma per davvero o per usare? No, vabbè. No. Che c'è anche Turan dell'Inter. Ma lo potevi dire a Ruzzà, sai che le fai queste battute. Detto dunque, Duran, giudizio sulla partita di McKennie. Ha un 6 sicuramente, non ha fatto una discreta partita, non ha inciso, ma ha lavorato bene per la squadra, ha provato a buttarsi in sempre nell'area, non ha avuto l'occasione che di solito lui si propone in tutte le partite, però una partita sufficiente. Detto Duran, Napoli nel 2001 a Reggio Emilia, gli ultimi mesi partigiani del papà, prima del trasferimento poi alla Juve. 5 anni bianconero, 204 presenze e un gol. Ma non è andato a video verso un buon valore. Che cazzo da dire? Vai, passa. Dai Lorenzo. Andiamo. Bel passaggio, forza Neres. Vai. Forza Neres. Forza Neres. Peccato che è da solo contro 3. Cioè, capisci? Non lo so che fa. Quando sta? Nuova possibilità per Buongiorno che si prende qualche metro, arriva Anghissa. 9,5 per recupero. Sempre 0-0. Di Lorenzo ad attaccare. Fa una serie di tagli. Ma Di Lorenzo si rifugia ancora verso Anghissa. Che Simeone è entrato, ma ha toccato pochi palloni così come ne ha toccati pochi Lukaku. Sì, Simeone non ha toccato manco uno, non è che non ne ha toccati pochi. Non ha toccato manco uno.
Sì, Lukaku proprio non ha fatto niente. Sì, no, ma il Simeone proprio non ha toccato neanche uno. Non è che non ha Ma avete toccato tirato in bocca? No? Sì, cioè no, ci ha provato quando ha fatto quel controllo che però gli è venuto male. Ah, sì, te l'ho detto. Non avete tirato in bocca. Sì, ma chi dei nostri ha tirato in porta? Politano. Anche Lukaku, no, diciamo anche Vlahovic non ha tirato in bocca. No, boh. Ma perché Partite di merda. una partita bloccata. Bella la fase difensiva di tutte e due, perché hanno subito poco. Però sì, una partita dove hanno paura tutte e due. Cioè, alla fine è questa, è stata una partita che hanno avuto paura tutte e due. Sceglie al suo fianco Savona. Un altro giro del Sorco Miners che vorrebbe cambiare completamente l'anno. Secondo me finisce così, te l'ho detto. Lo stop a seguire. Cercando di andare subito a ricompattarsi, c'è un po' di campo. Vediamo a sua volta. Occhio all'iniziativa. Occhio, veramente. Fuori, è nostro. Non l'ha toccato. No. Ah, perché anche uno. La nostra. Il tiro di Cambiaso con il sinistro. Bravo Rachmani. Molto per il Dio, 82 20, ha provato a cambiare. Caprile. Di occasioni, muovere gli spazi. Caprile anche lui è di proprietà nostra, era in prestito all'Empoli. Ma guarda un po', non mi stupisce per niente. Che noi diamo in prestito anche i nostri giocatori all'Empoli. Ma guarda un po', non mi stupisce per niente questa cosa. Secondo me c'è un bel rapporto societario, capito? Ma dai. Vai, con lui. Filo rosso. No, neanche si è dormuto. No, vai. Sì, ma... 7 più recupero. Rachmani. Di Lorenzo sotto gli occhi di Antonio Conte. Va verticalmente. Fallo! Non ne prova, spalla alla porta. No. Difendere il pallone, viene chiuso bene. Turan, Liedez. Aie. Bravo Missà. Ci ha messo il piedone. Sì, vabbè, però raga. Cerca Simeone. Ha toccato un pallone Simeone. Miracolo. Vai McTominay. Miracolo. Vai. Facciamo il suo colletto, va. Altro scambio. Ci sono mamma dorma, Prima sul passaggio di Ildiz molto importante perché poteva avere una potenziale occasione in campo aperto per la Juve. Sì, i migliori in questa partita che a questo momento i centrocampisti, quelli che fanno interdizione, insomma, lo tocca Anghissa sicuramente, ma quello che dà dall'altra parte, certo. Quelli che si sono trovati a dover gestire tante situazioni e Politano. situazioni, oltre ovviamente anche fin qui ai difensori. Sì, tanta pressione, chi è che semina? Neres. Locatelli. Usa l'acqua del sorriso. Di Lorenzo. Ma migliore in campo. No, non ha giocato qua. Ramani. Ho capito, ma Dio santo, Politano. Sì, ma perché a parte quei tiri, cioè, non si è tirato in volto. No, loro guardano quando tiri in volto, guardano le fasi difensive. Ma cosa c'entra? Quello era il miglior giocatore in campo. Sì, ma guardano le fasi difensive. Questa partita è stata 0-0, che guardano le fasi difensive. Quando si segna tanto, guardano. Il miglior giocatore in campo, Politano. Cioè, c'è storia in regga. Politano. Di Lorenzo sì, ha fatto bene, ma Politano ha fatto meglio. Oh. Altro giro su Calulu. Sì, perché ha fatto anche la fase difensiva. Politano, miglior giocatore in campo, Politano. Sì, cioè non c'è. Non capisco Rachmani. Buongiorno ha giocato meglio che Rachmani è ben entrato. No, sempre non. No, è vero. Cioè, figurati. Ma come era accorto che era titolare? Buongiorno per Rachmani. Dice tanto. Anche Rachmani ha giocato bene, però buongiorno. Anche lui in campo, entrerà anche lui in campo fra pochissimo. Si è allenato molto bene settimana, dicono così. Bene, signori,
Oh, anche se di Scozia in più. meno male poi. Di apertura imprecisa. Motta subito rassicura i suoi ragazzi e la lavorazione più importante. Dentro Gilmour. Partita un po' triste, però, aspetta molto. Pure questo mettiamo. Gilmour, quello no. Ho capito. L'altro scozzese. Capito, 5 campi su 5. Gilmour. Perché lo Botka non ha giocato malino. No, John Lobotka ha fatto un paio di recuperi top. C'è un professore di suo. Ecco, ora abbiamo i due scozzesi in campo, Gilmour e McTominay. Tutto i 5 volte degli scozzesi. Anche lui sa ha fatto una bella partita. Sì. Ha recuperato un po' di pallone. Ora proprio Cioè, bella. il primo tempo, però meglio il buona. secondo tempo che il primo tempo. Sì, anche se si è svegliato nel secondo tempo. Vai. Vai, fallo Ruscio, fa qualcosa. Dai, quello russo, troppo lunga. Un campo per Nesce, non è che ti... Cioè. Quello che abbiamo detto all'inizio della partita, anche qua Neres bravo, perché ha cambiato, apre, poi si arriva negli ultimi 20-25 metri. Finisce così, io te l'ho detto, partita bloccata, ma si vedeva che era una partita molto bloccata. Ci sono 3 minuti più recupero per le speranze delle due squadre di provare a vincere questa partita. Sia Vlahovic che Lukaku hanno fatto cilecca. Pensavo finiva 1-1 con tutti e due segnavano, invece no. Invece è una partita di paura, entrambe le parti. Adesso è importante capire anche quanto recupero ci sarà, vedremo qualche indicazione della recupero di chi. No. Oh, McTominay, che cazzo un Brutto. McTominay nel secondo tempo è sparito. McTominay. Chi ha sbagliato? Con Ruscio o McTominay? Non lo so. Però dico, McTominay nel secondo tempo è sparito. Cosa? No, è sparito completamente, ha toccato una palla forse. Proprio... 6 di saltatori. Tutto il Napoli tranne Neres bravo Rachmani. Vai di veloce. Neres, vai! Dai ragazzi, si vede. Ma come fa che c'ha quell'altro davanti? Non c'è... Cazzo. Colpo di ritorno, le braccia alzate conservire in questo momento. Solo lui è che così bianconeri faceva un po' più veloce, come avete sentito. Altra apertura. Ancora accompagna, si è ricevuto da Nico Gonzalez, accompagna il movimento. Ancora Savona, nuovamente. Niente, raga. Bravo, chi è? McTominay. Che conquista una buona rimessa laterale, 89-20. 4 minuti di recupero. Dai, alla fine per ora siamo sopra la Juve. Sì. La Juve ha 3 pareggi di fila, non si pareggio questo campionato. Il che non è Non riesce a male. vincere. 3 pareggi di fila. Il che non è male. Sì, noi abbiamo fatto 3 vittorie di fila dopo la prima sconfitta in campionato. La prima volta che giornata. C'è il portiere fuori porta. A questo punto... Esagerato e ti spiego il perché. Ci sta la giocata. C'era Neres di là. Fresco da poter servire e controcambiato. Questa è una grande velocità, però insomma, poteva essere 4 minuti di recupero. Per me finisce così, l'ho detto. Terminare sulla corsa Neres. Era un po' prevedibile, capito? Visto il primo tempo che andava a finire. Per cercare una giocata con la prudenza da una parte o dall'altra, una partita che è stata fin qui bloccata con poche occasioni, con pochi rischi, con pochi brividi. Lascia stare Lucia, lascia stare, che è morto. Buon intervento in copertura da parte di Olivera che prova ad uscire. Dai, quella bocca così. Questa è una TikToker. Quanto sei bella, va. Quanto sei bella.
Oggi si visto. Dai, tanto ormai è finita, via. Mamma mia, che tristezza. Proprio mi sono dormito a Napoli. Coppo di re. Mi sono dormito. Mamma mia. Canuto di Gregori, un po' di pressione su di lui, palla del suo indice. No, ciao. Si arriva prima di Rex, che voleva Nani, non ci siamo, tralala. Che sta? 0-0, sì. Io non stai bene con la testa. Sta buona caga. Mamma mia, manco questi ultimi minuti però. È finita questa partita di angoscia. Veramente ancora no, mancano ancora 2 minuti però. Ma tanto finirà così. Sì, ma ci fanno morire. 2 palle. Sì, ha visto, occasione poco. Guarda, 4 tiri in tutta la partita. È triste proprio. Cioè, che pena. Dalla Juve e Napoli che c'hanno i giocatori in campo, cioè i trasferti di più, no? Fate finire sta pena, vi prego. C'hanno giocatori di qualità trasferti di in bordo, no? Cavola, Filoruscia, buono che t'ammonisci. Come la chiamate? Filoruscia. Filoruscia, no? Filoruscia. 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 Per me è Filoruscia, va bene, rompe. Mamma mia, sta partita è un dissanguamento lento. Filoruscia. È un dissanguamento lento. Eccolo che arrivo, eccolo. Vai Neres. Fanculo, pure tu, l'altro si era ficcato con la testa in da rete. Ciao McTominay, ma tu sei ancora in campo? Non sapevo. Però c'è una velocità. L'altro si era ficcato con la testa nella rete. Ma Conte cacchiato come una berba. Dai, calcio d'angolo. Vedi, non c'è più Politano che la tira in porta. Mannaggia la miseria. L'ultima occasione, spero che segna, però. No, ciao. Filoruscia! Vai, possiamo noi una volta, no? No, sì, buona. Che cazzo vai lì? È finito. Che dal G? Che ti avevo detto? Che pareggia là? Bene. Signori, la partita più triste del campionato. Ci ha fatto dormire poco, però un po' sì. Che c'è alla fine meglio che male non è, meglio che niente. Meglio che a noi che alla Juve. La Juve è 3 pareggi di fila. Però è una depressione totale. Detto questo, io me ne vado a dormire e ciao. La Juventus di Donnarumma. Bye bye. Arrivederci. Hanno via ciao a tutti e forza Napoli sempre. Alla prossima. Non so se riuscirò a fermarla questa live perché è tutto morto. Perché? Non ci abbiamo avuto cosa. Ma va a touch, ma sei sicuro che va a touch? È un touch, sì. Certo che è un touch, non è che è per miracolo divino. Perché mi sa che non riusciremo a terminare la live perché il tuo computer è morto. Sempre stato, amore, era un tablet.